paghiamo ogni anno 21 miliardi di tasse che restano a Roma, per cui di risorse ne abbiamo, basta non mandare più le tasse a Roma. Lo diciamo in un momento come questo, c'è alluvione, abbiamo l'Adige che si è ingrossato, l'abbiamo visto tutti, e vorremmo continuare a fare opere, e anche le ipovie. Noi abbiamo un bel progetto per le ipovie in una regione che ha 3.600 allevamenti e 13.000 cavalli. Il problema è sbloccarli questi fondi. Ma noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo fiduciosi e siamo convinti che solo i pessimisti non fanno fortuna, per cui noi andiamo avanti. Ieri il presidente Riello ha lanciato future fiere, tra cui quella della bici, che però sta a Padova, e il sindaco di Padova ha insorto: Zaia, regolamenti la distribuzione delle manifestazioni in Veneto, perché così non si convive. Ma è importante pensare anche che io ho sempre detto che ci vorrebbe una holding veneta, un polo fieristico veneto, e Verona ne fa la parte del leone, questo poco ma sicuro. C'è Verona, c'è Vicenza con la quale sarebbe bello ragionare, che è una bella fiera, c'è Padova, altra bella fiera, e Venezia. Ovvio che il dominus in questa partita è Verona, poi sono anche aziende private che fanno le loro strategie, però poi non vorrei che fosse come l'articolo che ho letto oggi, qualcuno mi ha difeso, ha detto c'è un giocatore del Vicenza che ha mal di gola, è colpa di Zaia. Una rete di ipovie che danno risposta non solo alle 3.600 aziende agricole, ai 13.000 cavalli, ma molto volentieri ai 70 milioni di turisti che ogni anno vengono in Veneto e ci attestano come la prima regione turistica d'Italia. 17 miliardi di fatturato vuol dire essere la prima industria, quella del turismo, che non può non avere il cavallo.